Ben ritrovati nella rubrica Primi cittadini turismo, la rubrica che parla, che dialoga con i primi cittadini del Veneto e soprattutto parla delle nostre località più belle. Oggi un ospite eccezionale, do il benvenuto a Roberta Nesto, che è sindaco del comune di Cavallino Tre Ponti, ma è anche recentemente riconfermata presidente delle spiagge italiane. Innanzitutto congratulazioni Presidente per questa riconferma. Grazie e un caro saluto a tutti. Per me è un grande onore partecipare alla vostra trasmissione, sia come sindaco di Cavallino Tre Porti, che è la prima spiaggia d'Italia, la prima spiaggia del Veneto per presenze turistiche ed è anche la quinta località turistica italiana. Dopo Roma, dopo Milano, dopo Venezia, dopo Firenze c'è Cavallino Tre Porti. Per me è un grande onore anche però parlarvi di Costa Veneta, perché tutta la nostra costa è il primo distretto italiano, quindi importante per il turismo, importante per la nostra qualità di vita, quindi la Costa Veneta che va da San Michele al Tagliamento, ovvero Bibione, fino a Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle, passando per ovviamente località bellissime come Chioggia, come il Lido di Venezia, come Cavallino Tre Porti, come Jesolo, Eraclea, Caorle, ovviamente tutta la, fino appunto, dicevo, a Bibione, è di grande soddisfazione essere la presidente anche di questa associazione. Poi come sindaci del balneare italiano abbiamo voluto mettere su qualche anno fa ormai un network che ci raggruppasse, perché vede, la ripresa dopo il Covid è stata opera del turismo. E molto spesso il turismo balneare se ne parla in occasione delle vacanze, ma poi ce lo si dimentica. E questo è un guaio, perché il turismo balneare fa numeri importantissimi e ci sono grandi e piccole città che fanno veramente un'economia importante per l'Italia. Fanno bene al Made in Italy, fanno bene alle nostre comunità, creano economie oltre che opportunità di vacanza. Perciò io credo che del turismo balneare bisogna assolutamente parlarne. Ed è su questo tema che quindi ho accettato nuovamente il ruolo di coordinatore italiano di quelle nostre città che sono città a fisarmonica, piccoli borghi d'inverno ma grandi realtà turistiche d'estate e che fanno più di 1 milione di presenze turistiche. Assolutamente sì. Grazie, grazie Presidente. Allora, il turismo è profondamente cambiato negli ultimi anni e riusciamo ad essere al passo con questo cambiamento? Allora, io vorrei dire che i nostri imprenditori stanno complessivamente abbastanza al passo con le esigenze del nuovo turista e con i nuovi turismi. Perché i nostri imprenditori sono molto innovativi, dopo ovviamente possiamo fare un ragionamento italiano e in Italia ci sono tanti territori, alcuni che soffrono, altri invece più evoluti. Se poi guardiamo il nostro territorio veneto, invece devo dire che complessivamente tutta la costa veneta, ma anche le nostre località turistiche, stanno tenendo molto bene il passo. E poi mi permetta di dire che stanno puntando su concetti veramente molto importanti di sostenibilità, di innovazione, di digitalizzazione. Quindi dobbiamo essere molto fieri ed orgogliosi dei nostri imprenditori e quindi il Veneto oggi e la Costa Veneta in particolare sta vivendo un periodo buono. Si può fare sempre meglio, sempre di più, che non vuol dire fare sempre meglio e di più in termini di presenze turistiche. La presenza turistica è un dato oggettivo, misurato e misurabile che ci dice lo stato di salute, ma ci sono anche altri dati molto importanti. Il PIL, c'è il dato comunque dell'occupazione, il dato comunque della anche ripercussione positiva sull'entroterra, sulle nostre economie. Quindi credo che si debba lamento però una situazione abbastanza difficile, cioè noi siamo, come dicevo poc'anzi, le città fisarmonica, d'inverno siamo piccoli borghi, d'estate diventiamo delle grandi realtà o delle medie realtà. Quanto per il litorale italiano è importante garantire e mantenere un collegamento anche con l'entroterra, quindi con le città e con i villaggi interni? Importantissimo perché per noi l'entroterra è vitalità, cultura, storia, accessibilità e sostenibilità e quindi noi dobbiamo puntare la nostra italianità e dare il meglio di sé.
Presidente Nesto, io la ringrazio tantissimo per questo bellissimo, interessantissimo focus sul litorale italiano. Le auguro un buon lavoro e spero di riinvitarti un'altra volta a Primi Cittadini Turismo, la rubrica che parla con i sindaci delle località turistiche del Veneto e non solo. Grazie e buon rientro. Grazie, spero anch'io. Grazie, arrivederci.